Cari telespettatori, rieccoci insieme, è venerdì, immancabili i nostri ospiti dello CGIL del Veneto per parlare di situazioni che riguardano, io non dico solo gli anziani, perché secondo me è trasversale il problema, gli anziani, le loro famiglie e chi un domani diventerà pensionato e quindi deve guardare un attimo con occhio attento alle varie dinamiche, cosa sta succedendo, quali sono le prospettive, eccetera. Come vi avevamo anticipato e promesso, dedichiamo anche uno spazio alle case di riposo, a spiegarvi bene qual è la situazione, cosa sta succedendo, quali sono le prospettive, quali sono le richieste del sindacato. Lo facciamo con i nostri esperti, quindi questa è una puntata anche particolarmente significativa e importante, ci tengo a dirlo perché so che molti di voi ci avete scritto al riguardo e quindi adesso la dedichiamo. Gino Ferraresso, CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. E ben ritornato Renato Bressan, segretario regionale CGIL del Veneto. Salute. Grazie anche a lei. Allora, IPAB, un termine per dire sostanzialmente che cosa allo stato attuale? Allora, le IPAB sono delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono nate ancora a fine del 1800 con una legge che fondamentalmente ha nazionalizzato, uso questo termine per chiarirci, ha nazionalizzato tutti quegli ospizi che una volta c'erano e che in parte, o meglio, molte volte, erano ospizi religiosi, perché c'era insomma la Chiesa che era molto attenta ai più poveri. Con quella legge queste istituzioni diventano pubbliche, cioè governate dal pubblico, dallo Stato. Negli anni queste istituzioni si sono radicate nel territorio e facendo diverse attività, ma in particolare due: asili nido e case di riposo. Nel 2000 arriva una legge chiamata Turco che prevede che queste IPAB, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, queste case di riposo, si devono trasformare rimanendo sostanzialmente pubblici, però demandando alle regioni tutta la regolamentazione. Oggi il Veneto è l'unica regione che non ha una legge di trasformazione delle IPAB. Noi le abbiamo, ma se voi andate in Lombardia, in Emilia-Romagna, eccetera, oggi si chiamano aziende pubbliche servizi a persona e fondamentalmente in alcune regioni sono rimaste pubbliche, in altre sono diventate private. Ecco, però sostanzialmente il fatto che non ci sia una regolamentazione da parte della regione, che cosa implica per queste strutture? Implica che le IPAB e le case di riposo pubbliche fondamentalmente sono andate pian piano in crisi perché per assurdo hanno una regolamentazione che costa di più il personale, ma non tanto per i contratti che sono diversi tra pubblico e privato, ma perché c'è una tassazione diversa che premia, per assurdo, il privato. Il privato nelle IPAB paga meno IRAP, la tassa regionale, che non quella pubblica, ma non è che la paga meno poco. Il pubblico paga l'8,5%, il privato varia da uno 0,5 a un 4,5%. Quindi diciamo si è creata una concorrenza sleale perché c'è una tassazione diversa, diciamo, per quanto riguarda le case di riposo. Case di riposo che sono, ovviamente non ci sono solamente le IPAB, nel Veneto noi abbiamo non so se si può fare vediamo vedere le slide, esatto, vediamo la prima slide che così iniziamo un po' a comprendere meglio la dinamica. Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza sono le IPAB, le case di riposo per intenderci. Perché devono rimanere pubbliche? Quindi questa è la questione. La prima questione è perché devono, questa è la spiegazione che ho fatto fino adesso. Se andiamo un attimo più avanti con la seconda, con la terza anzi, slide, vediamo un po' la mappa delle case di riposo che ci sono nel Veneto, che sono 407. Come si vede da questa slide, la maggioranza sono pubbliche,
private 235, quelle in arancione, pubbliche sono 172, però se guardiamo i posti letto che stanno dentro in queste case di riposo, alla fine c'è un equilibrio, cioè abbiamo circa 16.000 posti letto privati accreditati e 16.000 e un po' di più pubblici. Quindi la situazione è 400 case di riposo con circa complessivamente 32.000 posti letto. Questi posti letto fondamentalmente sono posti letto quasi esclusivamente rivolti ai non autosufficienti. Tenete conto che circa nel Veneto noi abbiamo, per avere un'idea, circa 200.000 non autosufficienti, che significa che 32.000 trovano una risposta nelle strutture residenziali, ma poi abbiamo la bellezza di 170.000 non autosufficienti che sono a casa assistiti in varie maniere, insomma, dalle assistenti familiari, dai parenti, dall'assistenza domiciliare e via dicendo. Chi è che può accedere a queste strutture? Quindi ci sono dei requisiti che vengono valutati dall'USL? Sì, per essere non autosufficienti bisogna fare tutta una pratica, c'è una cartella che si chiama cartella SVAMA, viene dato un punteggio e questo punteggio dà diritto poi accedere alle strutture residenziali a seconda della gravità del caso. Poi però parliamo anche di quali contributi la Regione dà in questo senso, ma prima forse sarebbe utile ragionare un po' sull'invecchiamento della popolazione e forse ci sono delle slide poi anche successive. Sì, infatti. Noi, prima di tutto voi avete scritto perché devono rimanere pubbliche. Volevo spiegarlo in parole povere. Un attimo solo che leggo il messaggio. Per sapere, voi siete per il pubblico o per il privato? Grazie. Noi siamo per il pubblico. Perché le vogliamo pubbliche? Perché noi riteniamo che queste strutture, che sono fondamentalmente più che sociosanitarie, sono sempre più sanitarie. Noi abbiamo l'esperienza nel Veneto che gli ospedali sono pubblici, in altre regioni sono privati convenzionati. Per noi le case di riposo devono rimanere pubbliche, per noi prima di tutto significa il governo pubblico, il consiglio di amministrazione per noi deve essere composto da persone nominate in questo caso dai comuni. Ecco, però volevo chiedere a livello molto pratico, da non addetto ai lavori, quando io vado, questioni mediche, ecco, è molto più semplice e riguarda tutti quanti. Un altro messaggio è arrivato, dopo spiego subito, ma con meno strutture i posti letto sono più o meno uguali, sono ammassati su letti a castello e dopo vediamo che di affrontare anche questo, effettivamente ragione. Allora, quando vado in una struttura privata convenzionata, non pago niente, vado in questa struttura privata per fare delle analisi diagnostiche anziché interventistiche e così via e ho un certo tipo di trattamento, molte volte anche, non dico migliore, però diciamo che migliore rispetto alla struttura pubblica, che è tanto più caotica, che c'è un disastrosa, soprattutto in certe località, con le dovute eccezioni, però. È lo stesso per le case di riposo, cioè perché se a un certo punto la convenzione della regione va a coprire i costi, che dopo ci spiegherete bene, eccetera, io dico preferisco andare in una casa di riposo privata, convenzionata, quindi, che non la pubblica dove magari, come tutto quello che succede nel pubblico, mi dà l'idea di essere un po' più... Ci sarà anche la gestione partecipata, quel che vuoi, però il cittadino alla fine guarda a quel servizio che gli viene dato, non gli interessa pubblico o privato, perché non sia questione di tanti soldi, di soldi in più, perché qua stiamo parlando di persone che hanno anche problemi economici, se no uno sopperisce con 5 badanti a casa e risolve tutto. Forse questo è un po' da capire. Diciamo che noi preferiamo il pubblico perché secondo noi offre più garanzie di qualità, e il controllo sulla qualità, che non è una cosa di poco conto. Conferma, segretario, quindi questo è un aspetto rilevante. È un aspetto rilevante quello del pubblico, anche per un'altra ragione, perché tra le varie richieste c'è anche la richiesta dell'integrazione nel servizio con il sistema sociosanitario. Cioè cosa vuol dire? Noi non dobbiamo ragionare in termini di strutture residenziali come strutture che stanno fuori dal sistema sanitario, ma va integrato nel sistema sociosanitario pubblico.
L'ospedale è pubblico, la rete degli enti locali sono pubblici, i servizi legati a tutti gli operatori sociali sono pubblici, cioè va integrato dentro un sistema pubblico, che non vuol dire non avere il privato, perché come abbiamo visto il privato c'è, anche la sanità, ma ovviamente come in tutte queste situazioni. Però quella parte lì che riguarda per l'appunto le IPAB, come bene ha spiegato Ferraresso, sono pubbliche, rimangano pubbliche e si determina in una situazione di parità sul mercato, quello che chiediamo, una delle tante richieste che sono poi alla base della proposta di riforma che si sta facendo ormai da parecchi anni a questa parte, le si metta sullo stesso piano dal punto di vista concorrenziale, perché purtroppo le IPAB, sembrerebbe assurdo ed incredibile, però come dire hanno una situazione di difficoltà maggiore legata proprio a costi maggiori, che sono quello dell'IRAP, che come abbiamo visto, imposta regionale sulle attività produttive, pagano più del doppio rispetto al privato, ma riguardano anche tutta una serie di altri elementi legati ai cosiddetti costi differiti in busta paga dei lavoratori e lavoratrici che operano all'interno, che sono la malattia, la maternità, la 104, cioè sono tutti questi elementi che alla fine costituiscono, come dire, un pezzo di salario differito ma importante, che mentre le IPAD sono a carico loro, per il privato invece è a carico dell'INPS. Sembrerebbe assurdo, ma è così. Ecco, allora tutti questi elementi che portano a una concorrenza di fatto sleale rischia di snaturare la natura delle IPAB, ma soprattutto di far intervenire elementi all'interno delle stesse situazioni per le quali, come dire, per riuscire a riallineare i costi si determina una maggiore esternalizzazione di questi costi, con l'esternalizzazione del personale, con l'incremento di quel numero che dice ma dove li mettono sugli enti a castello, quindi devi aumentare la massa per riuscire a ridurre i costi fissi eccetera, e quindi rischi di creare delle inefficienze, al punto tale che molte ormai IPAD sono, come dire, con la canna del gas, insomma sono con l'acqua alla gola, ed è una ragione per la quale stiamo chiedendo al governatore Zaia, il quale è firmatario del progetto di legge di riforma la 25 del 2015, di dare corso in maniera definitiva a questa riforma, perché non si capisce come mai dopo 18 anni, benché una legge nazionale lo preveda, la Regione Veneto è ancora l'unica, come dire, in assenza di una legge di riforma. Ma vi ha risposto qualche cosa? Cioè vi ha dato una motivazione perché ancora non c'è questa legge? Ma ormai di incontri con la Regione in questi 18 anni ne sono stati, anche perché di progetti di riforma ne sono stati presentati per davvero tanti. L'ultimo è quello a firma del governatore, e avevamo pensato che a un certo momento, beh, se la firma lui, a questo punto, ecco, tanto è vero che anche in questi giorni, voglio dire, in queste settimane, proprio legato al piano sociosanitario che ormai a giorni sarà definitivamente approvato dal Consiglio, dopo che è uscito qualche settimana fa dalla quinta commissione, insomma si sta cercando di premere per dire, insomma, andate in via definitiva anche con le IPAB, perché non si capisce ormai per davvero più qual è la ragione, se non, come dire, che magari qualcuno ti può dire è l'unico elemento per il quale così le IPAB escono dal sistema e inevitabilmente si privatizza il sistema. Non vorremmo fosse questa la ragione, anche perché lì c'è esperienza, professionalità, operatori, ci sono gli utenti che bisogna stare molto attenti e ci sono migliaia di famiglie. Assolutamente. Un attimo solo che volevo leggere il messaggio che è arrivato, quindi se gentilmente dalla regia ce lo rimettono in onda. Perché non lo dite? Stiamo andando verso un mondo all'americana, incentivando il privato a scapito del pubblico, ma all'italiana, perché le tasse per i servizi le manteniamo. In Francia stanno facendo la rivoluzione, in Italia tutto tace. L'abbiamo appena detto, mentre scriveva il messaggio lo stavamo proprio dicendo. Prego, riprendiamo un po' il punto della situazione. Bisogna andare a monte, quindi vedere come si sta invecchiando. C'era prima, volevo dire una cosa poi sull'invecchiamento, Bressan sarà più preciso. Volevo dire sempre rispetto al pubblico, perché il pubblico. Oggi i consigli di amministrazione sono in maggioranza di nomina pubblica, nominati dai consigli comunali. Questo per noi è importantissimo, perché c'è un radicamento nel territorio, e che significa, molte volte ci lamentiamo perché l'ospedale, chi dirige l'ospedale è molto lontano da noi.
Una cosa differente invece è avere una struttura dove il sindaco di quel comune nomina dei suoi rappresentanti all'interno del Consiglio di amministrazione, e quindi c'è un controllo diretto anche dell'ente locale. Privare di questa cosa, il controllo da parte dell'ente locale in una struttura, secondo noi è sbagliato, perché vorrebbe dire mettere in discussione lo stesso radicamento nel territorio da parte di quella struttura. Non so se sono stato chiaro. Sì, chiaro, sì. E quindi avere dei rappresentanti della comunità, di quella comunità all'interno del Consiglio di amministrazione, secondo noi è fondamentale. Perché magari possono farsi più facilmente portavoci da parte poi dei cittadini di situazioni poco chiare che... E il privato, come diceva prima, scriveva il telespettatore, il privato tende, come dire, anche in settori delegati come quelli della sanità e del sociosanitario, come dire, a vedere l'aspetto economico, da portare a casa in senso positivo, non vede il servizio, no? Vede sempre il servizio come un costo. Qua abbiamo degli ospiti, abbiamo delle persone che hanno bisogno di assistenza e hanno bisogno di un'assistenza di qualità. Sempre più appunto una qualità. Lei diceva appunto, riferendosi al segretario Bressan, dell'invecchiamento, c'è una valutazione da fare da questo punto di vista? Sì, la valutazione da fare, abbiamo portato un paio di slide giusto per dare un'indicazione su quelli che sono gli andamenti delle curve demografiche. Quindi lo vediamo un grafico, eccole qua, le curve demografiche. Che cosa sta succedendo? Cosa è successo? Sono 3 linee, ma queste 3 linee ci dicono molto di quello che è l'andamento demografico delle nostre società. Stiamo all'interno delle società occidentali, sappiamo che il fenomeno dell'invecchiamento è un fenomeno ormai radicato che va avanti da anni, ma sarebbe opportuno ragionare dentro a quelle curve, perché come dicevo quei numeri non sono solo numeri aridi, quei numeri rappresentano persone, necessità, e c'è una necessità che non è solo collettiva ma poi anche individuale delle persone e delle famiglie, come dire, che si trovano ad avere a carico quelle persone che hanno bisogno di strutture intermedie adeguate. Se noi guardiamo nel 1982, noi avevamo qualcosa come circa 900.000 giovani, qui per giovani si intendono quelli da 0 a 14 anni, e avevamo circa 550.000 persone anziane, quelle dai 65 anni in su, che sono definite anziane. Se arriviamo nel 2018, 36 anni, quando si studiano le curve demografiche bisogna prendere dei decenni per capire qual è l'andamento, scopriamo che gli anziani sono praticamente raddoppiati. In Veneto siamo arrivati a 1.109.000 e i giovani sono diminuiti e siamo arrivati a 661.000. Nel 91 si vede, c'è questa forbice, come dire, che si interseca e poi si amplia sempre di più anno dopo anno. La terza curva, che è quella sotto e che è quella degli 80 anni in su, è quella che spinge più in alto. Nell'82 eravamo a 92.000 persone anziane con più di 80 anni, oggi siamo quasi a 340.000. Ora, cosa vuol dire questa roba qua? Vuol dire che la popolazione invecchia, ma quando invecchia vuol dire che porta con sé una domanda maggiore sociosanitaria. Ce lo diceva anche Ferraresso prima, vuol dire che ad un certo momento cominciano le cronicità. Il mondo scientifico medico ci spiega, ormai con più rapporti da molto tempo, eccetera, che in particolare dagli 80 anni in su, comincia anche prima, ma in particolare in quella fascia lì, cominciano i decadimenti cognitivi, cominciano i problemi muscoloscheletrici, cioè comincia quella fase che porta alla non autosufficienza. Quindi una delle ragioni maggiori
per la quale noi chiediamo un'attenzione particolare a queste strutture intermedie, alle IPAB, ma anche alle strutture residenziali, alle case di riposo private, e di avere un'attenzione proprio particolare sia per quanto riguarda la qualità del servizio medico sociosanitario che si mette in campo, ma sia anche per tentare di raggiungere più famiglie possibili. Abbiamo visto ce ne sono circa 200.000 non autosufficienti in Veneto e abbiamo posti accreditati per 32.000 posti, e 25.000 sono invece le impegnative che la Regione eroga nella quota ordinaria che abbiamo visto di 49 euro. Poi è vero, c'è una fascia un po' più alta, ce n'è anche una un po' più bassa, ma insomma quella ordinaria di 49 euro. Sapendo che il costo medio di una struttura residenziale arrivi tranquillamente a 2.300, 2.500, 3.000 euro, cioè sono cifre che sono assolutamente improponibili per una famiglia media normale. Se hai l'impegnativa, se non hai l'impegnativa arrivi a cifre che sono assolutamente, che per le famiglie non sono in grado di poter raggiungere, e devono mettere assieme più pezzi, quindi l'accompagnamento, il figlio, la figlia o i comuni quando non ci sono nessun altro tipo di sostegno, che devono intervenire per effetto anche di una sentenza della Corte di qualche anno fa. Mi preme però, già che ci siamo, ragionare anche su quella dei giovani, perché non sono avulsi da questo problema. Cioè il fatto che noi continuiamo a diminuire la popolazione giovane e avere ormai un tasso di sostituzione, lo abbiamo messo nella slide successiva, dove nell'82 il tasso di sostituzione era 1,61, cioè vuol dire che avevamo praticamente un anziano e 1,61 giovani. Ecco, però intanto vorrei mettere la grafica del tasso di sostituzione, facciamola vedere dalla regia, che eccolo qua. Oggi invece siamo a 0,59, cioè vuol dire che noi abbiamo 2 anziani e un giovane. Se andiamo nella quota degli oltre ottantenni, degli cosiddetti ottogenari, cioè noi nell'82 avevamo 9,74, cioè avevamo quasi 10 giovani per un anziano. Oggi non abbiamo nemmeno 2 giovani per un anziano oltre gli 80 anni. Cioè questo vuol dire in buona sostanza che sui giovani noi rischiamo di far calare sulle loro spalle tutto il costo del welfare, che ovviamente riguarda anche le strutture residenziali, anche la non autosufficienza, e quindi c'è un problema legato alla genitorialità, cioè i problemi stanno assieme. Cioè noi non possiamo pensare che ai pochi giovani che rimangono, di cui una parte migliori se ne vanno pure all'estero, come ormai un fenomeno noto e conosciuto nel nostro paese, continuiamo a caricare un costo del welfare che diventerà sempre più importante nel corso dei prossimi anni. Un'altra delle ragioni per cui serve la riforma, che bisognava non farla domani ma bisognava farla ieri, quindi siamo già in forte ritardo, e quindi l'invito per davvero al governatore di accelerare, perché ce n'è assolutamente bisogno. Non si può scherzare su questo tema, perché questi dati, ripeto, ci dicono molte cose. Ci dicono che la popolazione invecchia, che ai giovani non possiamo chiedere di prendersi in carico tutto questo peso, che ci vuole una fiscalità generale e che ci vogliono anche politiche genitoriali per questo Paese, se vogliamo far sì che gli anziani possano avere un'anzianità nell'ultimo tratto della loro vita degna di questo nome. Assolutamente. Torniamo su questo tema, devo parlare anche a Ferraresso. Andiamo prima in pubblicità, c'è un messaggio, voi tanto mandate pure i messaggi, noi tanto li leggiamo tutti. Non ci saranno più giovani per tenere gli anziani a casa, i centri si riempiranno sempre più, non si fanno figli per non farli vivere per lo Stato. Ora ci dicono oltretutto che i genitori hanno in affidamento i figli, ma scherziamo? Sapete, ora siamo un popolo anziano, ma se continuiamo così saremo un popolo morto. Allora, dopo torniamo insieme e commentiamo anche i messaggi.